Terza corsa, premio nero di Predappio, sono i gentleman proprietari in sulchi, sono in 10 dopo il ritiro del numero 8, 1 Death Jet, Alessio Ferrara, 2 Angelica, Mario Iaccarino, 3 Ramses, Antonio Battaglia, 4 Chico Font, Guido Gnoffo, 5 Tudor Danny Griff, Massimiliano Collalti, 6 Zolabad, Giuliano Selva. In seconda fila 7 Sandro, Enrico Cuglini, 9 Zurrellelle, Alessandro Manfredi, 10 Apollo F, Cristoforo Chianese, 11 Zingaro Gat, Thomas Manfredini. Parte piano Zolabad, l'errore di Udet Jet. Scatta il comando Ramses, attaccato da Chico Font, poi a largo anche Tudor Danny Griff, passa Chico Font su Ramses, a largo Tudor Danny Griff che insiste. Vediamo la curva con in terza posizione Angelica, 200 metri in 14,9, assiste al largo Massimiliano Collalti con Tudor Danny Griff, cerca di farsi il posto ma serra sotto Ramses, il posto non c'è e quindi si deve adeguare al largo Tudor Danny Griff. A Chico Font arriva ai 400 metri in 29,3, poi segue Angelica a precedere Sandro, poi gli altri con cavalli che sono ormai al paletto dei 600. Sempre in vantaggio la femmina da Pitagora B che arriva ai 600 in 45 appena abbondanti. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio a Chico Fonte, Guido Gnoffo su Tudor Danny Griff nella posizione peggiore. Lungo la corda sono Ramses, Angelica, poi Sandro che prende la schiena al largo di Tudor Danny Griff, poi ancora Apollo F, giro in 59,8, siamo sulla penultima curva con sempre in vantaggio a Chico Font, poi cede del tutto Tudor Danny Griff, Sandro si rimette quarto alla corda, chilometro in 1,15,1, siamo sulla retta di là con Sandro che ora sposta nuovamente ma trova l'anticipo da parte di Angelica, sempre Ramses alla corda, Chico Font che cerca la fuga da lontano, ma il più efficace sembra Sandro, retta di là passata in 14,7, Sandro cerca di scavalcare Angelica e a portarsi direttamente all'attacco della battistrada, cavalli a 250 metri dalla conclusione, Sandro deve completare il sorpasso e ora si getta all'attacco di Chico Font, sembra il più efficace Sandro, 200 metri in 16, retta d'arrivo con Chico Font che cerca di difendersi, Sandro al largo, poi si riprende anche Angelica in mezzo ai due, ultimi 50 metri, Angelica sembra avere energie più fresche, Angelica che vince su Sandro, mentre al terzo il numero 10 di Apollo F, 2,49, 1,15,2 la media al chilometro, Angelica, Mario Iaccarino, i colori dell'Orange Warriors, i treni di Walter D'Ambrogio e Giustino Cioce, sembrava sul punto di essere stata scavalcata da Sandro, poi si è ripresa ai 200 finali Angelica e rientra all'avversario, la rivediamo in retta d'arrivo con Mario Iaccarino, la vittoria della figlia di Ideale Luis che batte Sandro, poi al terzo il numero 10 di Apollo F.